amava la vita, ci ha insegnato cosa vuol dire amare la vita. Così Carlo Conti, dal palco del Teatro Ariston, durante la prima serata di Sanremo, ha voluto ricordare, assieme a Jovanotti, Sammy Basso, il giovane biologo affetto da progeria che ancora oggi, a 4 mesi dalla sua scomparsa, fa sentire l'eco del suo essere, perché il suo piccolo e fragile corpo non c'è più, ma è qui, più forte che mai, tutto quello che ha costruito in termini di rapporti umani, di emozioni e, non scordiamolo, di ricerca scientifica. Così chiunque l'ha conosciuto, incontrato anche solo una volta, non ha potuto far altro che gioire del fatto che ancora una volta dalla TV nazionale si sia ricordato Sammy con il suo grande amore per la vita, per la bellezza della quotidianità, per la condivisione che lo ha sempre contraddistinto. Tanta l'emozione della mamma, Laura Lucchin. Una grande emozione. So che con Jovanotti si sentivano, parlavano spesso quando andava ai suoi concerti, che non andava lì solo alla sera, però tutta la giornata, dunque dietro alle quinte parlavano tanto, discutevano di tutto e si è restaurato fra loro un forte legame. Sammy apprezzava tanto Jovanotti e Jovanotti apprezzava tanto Sammy e si è visto ieri sera. Infatti è emerso questo fortissimo legame tra i due e soprattutto è emersa la gioia dello stare insieme. Sì, tanta, tanta. Stare insieme loro due stavano bene. Stava bene Sammy e ci ha confermato che stava bene anche Jovanotti. E adesso stiamo vedendo che tutte queste persone, o in un modo o nell'altro, parlano ancora di Sammy. Dal presidente Mattarella, Jovanotti, Carlo Conti, è stato bellissimo ricordarlo dopo 10 anni che era andato lì, cioè è bello, è bello. Una grande amicizia con Lorenzo Cherubini che lo ha ricordato ai suoi concerti. Io sentivo che questo corpo unico al mondo era un corpo pieno di vita. E una cosa è certa. Sammy ci sarà sempre, sempre, bisogna, perché quello che ha fatto Sammy fino al suo ultimo giorno deve continuare ad esserci. Noi dobbiamo continuare a portare avanti i suoi progetti, quello che a lui dava tanto, dunque per forza sempre.